Non è una poesia. No, no, Ma ricusemo figli. ricusiamo figli. 1300 a.C. I primi secoli che arrivarono in Sicilia, 13 secoli prima di Cristo, quando visto sta bell'isola di sicuro si impressionarono. E magari i Fenici prima, i Greci poi, tutte case raccogliero. E tanti belli paesi costruero. Giardini Naxos, Suraca, Acrai, Casmena e Camarina. Tanto che l'altri greci, Rimmiria si pigliarono e Macaridere, da Banna dell'isola sbarcarono e fecero Gela e Agrigento. E intanto siamo arrivati a 600 avanti Cristo e tutti questi cartaginesi non ci calavano e contro i greci combatterono. La prima volta scipparono buoni, ma dopo 100 anni ci riprovarono e solo Dionisio, Sarausano, fermò. A sto punto i sarausani si pigliarono di coraggio, si sentirono così forti che c'era a rompere la testa e Mamertine di Messene. E ciamone e romane, carissi tempi, s'ambacciarono con tutti. Figuriamoci se i sarausani sono pepessi, accuciamano i cartaginesi, che hanno la testa dura e ci riprovano un'altra volta. I romani che aspettavano solo questo e così per l'altro non ci fu verso. Ci bastarono 50 anni. E a mare tutti pari ittaro e tutta l'isola sa pigliare. E intanto nasce Gesù Cristo. I romani che sa passare troppo buono, l'isola non si ne volevano più scugnare. Ma mica fanno toccare. Dopo 400 anni, ma mica giorno, magari ai barbari ci venne in mente che in Sicilia si campa, buoni a per niente. E cominciano un'altra volta a scorrere banne, almeno per un'altra 200 anni. E i bizantini che fanno? Restano a tagliare i stidi. Sicilia, magari. E vincono che Longobardi e si pigliano tutta la Sicilia. Cioè sono a Sarausa e la fanno capitale. E siamo andando arrivati all'827 d.C., quando si risvegliarono magari l'arabe, che sbarcarono a Mazzara, si pigliarono Palermo e Messina e da 100 anni tutta l'isola la fanno sova. E in poco di pene ne hanno fatto virre Macaridi. Sti saracini però ne fanno subito virre che sono troppo bravi dall'arte. Sanno travagliare i campagne, sanno portare l'acqua a tutte le banne. Tanto che tutta l'isola la fanno diventare un giardino. Ma siccome i caid non vanno tanto raccordo manco id, si tirarono su la zappa dei pere. E Normanno e Ruggero, che era un pezzo che in Sicilia c'appetettaia, scusate, si misero l'impegno per pigliarla magari e così cominciamo un'altra volta. E nel 2061 sbarcarono magari. Dopo 100 anni relignati, l'ultima cacari è noto e così arriviamo un'altra volta a Ruao, un altro re e nasce il primo feudo. 1091. Tutto sommato ne abbiamo passato un poco meglio, ma da 6 anni questi normanni. Ma magari dopo che sveve ne va troppo buona, fino a quando nel 1820 arrivò Federico secondo, che si piglia ancora la Sicilia, la fa diventare spettacolare, cina di arte, ricchezze e bellezze. Tanto che magari Dante e Petrarca restarono meravigliati e tutti gli europei magari restarono alluccati. Ma come sempre succede cose buone, loro non picca. E quando l'imperatore di sta terra in cielo se ne appagire, i cosi a cominciare a canciare. E si presentarono magari i francesi. E che ne potevano mancare? Magari Gli angioini. e nappa ma suppare all'angioine. Che Angioine, altro non erano che cornotazze. Sì. A ricominciamo, che soliti pene. E quando non li potremo ci buttare, tutta la Sicilia stavolta si arrebellava. E o popolo i vespri si inventava. Ma solo non ce la potremo fare. E Aragonese ne fecimo aiutare. Picciò, ma che non fece fare? Ma ci pensate, per 90 anni abbiamo cercato di mannare nelle, perché erano male canazze. E intanto che i francesi e gli spagnoli si scerreano fra id, in due mezzo cucciamo, sempre i siciliani. A cussa longa a spuntare i spagnoli però, che si nappe mattina di più di 100 anni. E intanto siamo arrivati a 1700. Uno pensa, ma peggio era così, un comune poteva ieri. E invece che Borbone prima e che Savoia poi ne hanno riduciuto a così male, che appena altri 160 anni ne hanno fatto ittare sangue. Fino a quando arrivava Garibaldi. Maria, quanta festa! Ne aveva promesso tante cose. Di principio avevamo pensato, finalmente ora diventiamo tutti italiani.
ma magari io futtere piemontesi. Peggio di questo non ne abbiamo ancora visto. Ne hanno fatto tutti i colori, e altro che barbari. Questi si hanno rosicato tutta la Sicilia. E anni altri ne lasciarono solo morte e disperazione. Per colpa sua, i nostri nanni se ne appena a dire a lavorare fuori dalla Sicilia. E nascevano un mestiere nuovo, l'emigrante. E furono tanti, almeno 1,5 milioni di povera gente. Ma l'ultimo secolo forse conosciamo meglio tutti quanti. Ma già nella prima guerra mondiale, tutti si ricordarono un'altra volta, tutti pare, che magari siciliani su italiani. Combattete per la patria, ne dicevano, salviamo il nord. E in cambio vi saranno date le terre che vi sono sempre state promesse e mai date. A così ne disse Salandra, che poi tutte queste cose si scudava magari io. E a mezzo a filo spinato e a fango miscato con sangue. Ci lasciammo 60.000 morti, testi, peri e mano, per salvarci magari terre padane. Che ora che vanno fare? Un'altra volta andiamo e ne volessero lasciare. Ora non ci serviamo più. Stanno arreccuti così tanto che come sempre la povera gente non ce ne fotte, un'altra volta non niente. E allora picciotte, se la storia hanno insegnato qualcosa, finiamola a ricampare le promesse. Troppo tempo abbiamo perso, ramene riverso, ma per favore senza guerre, chi se mai, chi si portano solo vai. Aveva ragione Lazzaro. Grazie Lazzaro. Grazie Ma Corrado. veramente canta storie e quindi Grazie.